Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera Talk Show su Social, 19:49, un po' in ritardo ma motivi contingenti. Oggi puntata di giovedì pre-partita, si parla di Cagliari-Monza. Partiamo subito dalle ultime novità, visto che ormai, insomma, essendo le 8:10 possiamo già darle. Bene, il Cagliari si prepara alla partita contro i Brianzoli, partita importante ma ci arriveremo anche nel ragionamento, con una formazione sicuramente rivista, rivisitata e rinforzata dagli arrivi. Innanzitutto dal punto di vista per quanto riguarda i rientri da parte dei giocatori delle nazionali, penso a Marin, penso a Jerry che rientra dalla Colombia, e poi c'è il discorso legato agli infortunati. È il caso di dire che finalmente Luvumbo, Coman e Zappa hanno ripreso oggi, hanno fatto diciamo, l'allenamento normale insieme ai compagni di squadra, e per loro non è escluso un impiego in partita domenica. Ricordo si gioca alle 12:30 domenica, il cosiddetto lunch match, partita dalle 1000 sfaccettature e non certo per ultima l'ultima spiaggia per il Monza, o comunque una delle ultime, che se vuole ripartire e vuole cercare di arrivare alla salvezza, missione quasi impossibile, dovrà comunque giocare a Cagliari per vincere. Dicevamo, Cagliari che quindi si appresta a giocare contro la squadra del ritrovato Alessandro Nesta, che ricorderete era stato esonerato qualche mese fa, con l'obiettivo di vincere. I 3 punti in palio fanno gol a entrambe le squadre, il pareggio non serve a nessuno, il Cagliari arriva davvero da prestazioni altalenanti e soprattutto da 0 punti, e quindi ha bisogno per forza di cose di aumentare i giri del proprio motore, conquistare 3 punti che servirebbero davvero come il pane, considerando anche che il calendario e il campionato soprattutto entra nel suo momento più importante. Mancano davvero poche partite alla fine del campionato ed è logico che in questo periodo i punti contino doppio se non triplo. Che dire, il fatto di arrivare, di avere a che fare con nuovamente Luvumbo, Coman, vuol dire dare sicuramente 9 frecce all'arco di Davide Nicola, significa poter dare cambi a piccoli o a pavoletti, o comunque dare imprevedibilità, perché Luvumbo possiamo dire 1000 cose, ma è l'unico giocatore della rosa del Cagliari capace di accendere un po' la tifoseria, è l'unico capace a effettuare gli strappi, è l'unico capace a saltare l'uomo. Poi è chiaro, fa molti errori, non lo nascondiamo, però è uno di quelli che davvero può cambiare il volto della partita. Credo che sia importante il suo recupero, certo bisognerà capire per tutti e tre, Zappa, Coman e Luvumbo, quanto minutaggio hanno nelle loro gambe, ma è evidente che sarà sicuramente importante sapere che Davide Nicola potrà contare su di loro durante la partita. Un altro tema di discussione è l'impiego di Prati. Il centrocampista è stato protagonista nell'Under 21 con fascia di capitano e con tanto di gol, meraviglioso gol in mezza girata che è andata a finire all'incrocio dei pali. Bene, le domande che si sono susseguite dopo la partita della Nazionale Under 21 sono state: perché tu non giochi con la squadra di club? Lui ovviamente è stato molto diplomatico, si è smarcato dicendo: io mi alleno ma le decisioni non le prendo io. Logica vuole che Prati, alla luce anche delle belle prestazioni effettuate con l'Under 21, potrebbe ritrovare una maglia da titolare. A discapito di chi? Beh, si potrebbe dire di Macumbu, ad esempio, oppure De Iola se il Cagliari giocasse con 3 centrocampisti. Certo è che il giocattolino che Davide Nicola stava costruendo e sta costruendo non può non tenere conto anche di quello che succede all'interno dello spogliatoio. È evidente che un giocatore come Prati, ma potremmo dire anche un altro centrocampista come Razvan Marin, farli restare fuori
per troppo tempo significa, innanzitutto dal punto di vista di mercato, svalutare quello che è il capitale della società, quindi il giocatore in questo caso, anche perché il fatto che giochino comunque in nazionale, giochino bene e segnino, crea comunque anche malumore all'interno del gruppo, perché comunque due giocatori che vanno in nazionale e si comportano bene, ovviamente vorrebbero vedere premiati gli sforzi con una maglia da titolare, e questo sicuramente non fa bene, ripeto, neanche nelle dinamiche del gruppo. D'altronde il Cagliari non è che abbia tutti questi nazionali, e quindi sarebbe il caso di guardare con un occhio di riguardo anche a chi lasci fuori per troppo tempo. Attenzione, perché è giusto magari far giocare tutti, ma anche avere la certezza che chi gioca dà comunque il 100%. Il Cagliari non è una posizione europea, diciamo così, e quindi ci sta che chi ha i piedi buoni è giusto, secondo me, che giochi. Detto questo, il modulo di gioco è speculare, probabilmente il Monza giocherà esattamente come il Cagliari, Monza che arriverà a Cagliari, lo diciamo ancora una volta, non per fare una passeggiata, ma sicuramente per cercare di vincere. L'unico risultato utile che potrebbe darle un'ulteriore speranza, piccolissima speranza, o mantenere viva una speranza di salvezza. Cagliari che gioca in casa, gioca contro l'ultima in classifica e comunque ha un paio di punti, a 5 punti dal terzultimo posto, e obiettivamente non è il caso di rischiare. Aggiungiamoci che poi ci sarà la partita di Empoli che si gioca al Castellani, e che è un vero e proprio scontro diretto. A maggior ragione arrivare a giocare lo scontro diretto con un cuscinetto di punti davvero importante darebbe molta tranquillità nell'affrontare questa trasferta, la prossima trasferta, e soprattutto darebbe anche la possibilità di far rifiatare anche chi ha tirato la carretta per tutto il campionato. Altro tema importante è il cuore dei tifosi. Sono stati criticati in mille modi, c'è chi li chiama, alcuni di questi, criticoni, qualcuno che ovviamente dice se critichi la squadra non tifi il Cagliari. Ecco, io vorrei, come posso dire, evitare questo tipo di polemica. Credo che i tifosi del Cagliari siano tutti uguali, nel senso che c'è chi può amare un po' di più e un po' di meno, ma tutti vogliono il bene della squadra rossoblù. Cosa cambia? Cambia che la tifoseria del Cagliari, c'è chi critica e lo fa a prescindere, e magari su questo non sono d'accordo, chi lo fa a ragion veduta, come è il caso anche dei giornalisti, come anche nel mio caso. Mi capita di criticare, che non vuole essere critica distruttiva ma costruttiva, cioè far vedere dove ci sono degli errori, eventuali errori, e nel caso intervenire, sia a livello tecnico, a livello tattico, dare delle chiavi di lettura. Perché? Perché fa parte del nostro mestiere, così come fa parte, fra virgolette, del mestiere dei tifosi. E lo dico con cognizione di causa, anche perché anche per la partita contro il Monza, col Monza, badate bene, quindi non contro una squadra che sta nelle prime posizioni della classifica di Serie A, ci sarà il sold out. Bene sì, la Unipol Domus, per l'ennesima volta in questa stagione, oltre allo zoccolo duro degli abbonati, può fare affidamento il Cagliari anche su una tifoseria compatta che sarà presente in forze alla Unipol Domus. Pensate che praticamente da quando sono usciti i prezzi dei biglietti, quindi quando i biglietti sono andati in vendita, già le curve sono esaurite subito, si sono esaurite subito, a maggior ragione i distinti e le tribune. Resta qualche biglietto, ma davvero pochi, nel settore ospiti, e quindi non dipende ovviamente dal Cagliari Calcio. Detto questo, vuol dire che il Cagliari ha una sua tifoseria, ha uno zoccolo duro che ama tantissimo questa squadra e che vuole sempre di più, che non vuol dire arrivare allo scudetto, perché non siamo assolutamente ciechi di fronte ai capitali che arrivano da tutto il mondo, dalle società ricche, penso anche al Como, al Parma, al Venezia, società che possono spendere. Il Cagliari non ha questo tipo di ricchezze, però non significa accontentarsi, vuol dire avere ambizioni. Poi uno ci può riuscire o non riuscire, questo assolutamente, ma proprio per rispetto dei tifosi che tutte le settimane, quando si gioca in casa, ma anche in trasferta, occupano gli spalti con la bandiera, con le magliette, con le sciarpe rossoblù, credo che la squadra abbia il dovere morale di provarci. Di provarci vuol dire dare tutto al 100% e non accontentarsi della salvezza a +1 rispetto al terzultimo posto. L'obiettivo, certo, è la salvezza e lo sappiamo, ma questo non significa non poter ambire ad arrivare a
una posizione superiore al quarto ultimo posto. Ecco, credo che i tifosi abbiano a cuore il fatto che il Cagliari possa ambire a qualcosa in più, però si è realistici, realisti più del re, ecco, forse è meglio dire, parliamo in termini realistici e vediamo comunque il bicchiere mezzo pieno. L'abbiamo visto anche in passato, la Serie A è un patrimonio di inestimabile valore per tutte le componenti del settore calcio, dalla regione al comune, la società, la tifoseria, la dirigenza, la città, davvero serve, non disperdiamola, però evitiamo di continuare a giocare con il fuoco, quindi non accontentiamoci del terzo e del quarto ultimo posto, ma cerchiamo di arrivare a una salvezza un po' più tranquilla. E questo è quello che chiedono i tifosi del Cagliari, senza dover ogni domenica patire, avere paura di affrontare una squadra che si chiami Monza, che si chiami Inter, Juve, Milan, Torino, Fiorentina, qualunque essa sia, però avere la consapevolezza di dire io vado lì e me la gioco. Ecco, questo da qualche anno a questa parte sta mancando. Mi auguro, e ci auguriamo, i tifosi si augurano questo, che davvero il Cagliari possa avere più tranquillità nel giocare una partita senza avere comunque l'obbligo di dover vincere, come il caso di domenica, appunto Cagliari-Monza, perché? Perché nelle partite passate comunque un Cagliari dai due volti ha permesso di non portare alcun punto a casa, che avremmo meritato. È il caso di le partite precedenti, ma potremmo fare un elenco immenso, Cagliari-Inter, con la Roma, con la Fiorentina, ecco, con l'Atalanta, ecco, sarebbe bene un po' più di continuità di prestazione, poi sui risultati ovviamente si può pareggiare, vincere e perdere e questo fa parte dello sport. Bene, io chiudo qui l'appuntamento di oggi, io vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo lunedì, anzi ci vediamo lunedì perché domenica, ricordo ancora una volta, 45esimo minuto, intervallo di Cagliari-Monza, quindi per chi vuole seguire Gianluca Locci sarà anche Bruno Corda ricordo ancora una volta alle 13:15, quindi all'intervallo del primo tempo, e per quanto riguarda l'effetto serra ci vediamo lunedì. Un'ultima cosa, permettetemi di ringraziare davvero tutti voi che seguite così numerosi, con grande affetto, è innegabile davvero il supporto che mi date. Io ho pubblicato un post appena ieri, se non ricordo male, perché i primi 2 giorni della settimana hanno fatto registrare più di 115.000 contatti, davvero numeri importanti e sono davvero davvero orgoglioso e grazie di cuore di tutto quello che voi mi date, siete la vera forza di questo format. Grazie ancora, ci vediamo quindi domenica oppure lunedì. Ciao.